però adesso Allora eccoci qua ritornati in studio, siamo tornati qua negli studi Gioventù Politica, legge elettorale. Allora, eravamo arrivati a Eliana Scapolo, Popolari per Padova Civica. Allora, questa prima parte, diciamo, che è uscita da Montecitorio, adesso va al Senato. Che idea ti sei fatta? Ecco, sì, io volevo fare un piccolo esempio che l'Italia dovrebbe prendere veramente come grande esempio di una grande imprenditrice d'eccellenza, che è Marina Salomon, che ha fatto un'imprenditoria tutta al femminile e con grande successo, devo dire. Lei ha pensato e ha dato opportunità di lavoro a tutte le donne. È stata grandissima, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere tanti anni fa. Lei era molto avanti con la testa rispetto a quello che dovrebbe essere sempre, e lei appunto ha dato insomma, opportunità di lavoro alle donne, E quindi ha una dato donna che ha lavorato per le donne, che in diciamo, Italia no? non danno alle donne, perché appunto per poter lavorare, per poter conciliare famiglia e lavoro, che è importantissimo, perché se noi non facciamo figli, non andiamo avanti con la famiglia, l'Italia si impoverisce sempre di più e ovviamente non gira l'economia, non gira nulla. Poi tralasciando questo, quello che io personalmente penso, non mi interessa mettere una crocetta in un simbolo, perché non è democratico non poter eleggere le preferenze. Non lo trovo assolutamente democratico e non lo trovo giusto. Quindi io, eri per le preferenze, quindi certo, io si sono per le potesse votare preferenze, perché è il giusto proprio candidato, esprimere che il dunque cittadino il nome. deve avere la sovranità, deve dire lui, deve esprimersi e la preferenza deve darla, insomma, Certo. ecco. Infatti i Popolari per l'Italia hanno votato contro. Esattamente. Luca Deiana, Lega Nord. Allora, questa legge elettorale, il doppio turno, il premio di maggioranza, gli sbarramenti. Non mi piace. Non mi piace, spero che rimanga un disegno di legge, che non diventi legge. E credo che il primo problema, e forse il più grande, è che se la stanno tagliando e cucendo addosso le due persone che si sono messe d'accordo per Quindi Renzi e Berlusconi, insomma. E per approvarla così in fretta. Ma questo è il problema di tutte le leggi elettorali che abbiamo avuto in Italia, in questa Repubblica. Quando la legge viene fatta solo da chi poi la andrà a votare per i suoi interessi di bottega, non c'è mai l'effettiva attenzione al cittadino che ci dovrebbe essere, non ci sarà mai un voto che viene dal basso e che esprime i candidati, bypassando così il problema maschi, femmine. Certo. Non si arriverà mai ad avere una legge che sia effettivamente a tutela dell'espressione democratica dei cittadini. Con delle liste bloccate, adesso abbiamo aggirato la pronuncia della consulta riducendo le liste, sempre bloccate sono e sempre dai partiti arrivano. Non è un sistema democratico questo, non è un sistema che può dare voce effettivamente a noi, che possiamo dire ok, ho mandato in Parlamento, in Consiglio regionale, da un'altra parte un mio rappresentante. Come diceva correttamente chi è intervenuta prima di me, ho messo una crocetta sul simbolo che mi piace di più o che mi fa turare meno il naso, e questo non va bene. Bene, sentiamo la collega del Nuovo Centrodestra, Giulia Martin. La legge elettorale ha molti difetti. Come ha detto la nostra capogruppo alla Camera, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto troviamo dei difetti così come degli aspetti positivi. L'aspetto positivo principale direi è la possibilità che, dato che la legge elettorale, questa legge elettorale riguarda solamente la Camera, apre la possibilità che si discuta poi effettivamente di riforme, si riesca in prospettiva ad abolire il Senato e quindi a far lavorare le Camere su due binari separati, in modo tale che vi sia questa possibilità e un allungamento anche della legislatura in prospettiva. Ovviamente siamo molto critici, come la maggior parte poi dei colleghi qui, rispetto all'impossibilità di scegliere i propri parlamentari, quindi il fatto che non vi siano le preferenze, il che non in tutti i sensi poi inficia la sentenza della Corte Costituzionale, perché ha previsto che un listino bloccato corto sia possibile. Quindi poi si tratta dell'onere veramente del Parlamento in questo caso di inserire le preferenze e la possibilità che il Senato in questo caso lo faccia. Dopodiché sappiamo che la legge elettorale potrebbe rischiare di essere sacrificata poi ad un accordo politico e quindi anche la questione delle preferenze, che non è contemplata, venga emarginata per una questione di rispetto, diciamo, del patto, in modo tale che poi si giunga ad avere effettivamente la riforma.
Se posso tornare poi un attimo riguardo Certo. alla questione della parità di genere, non condivido assolutamente il fatto che le donne debbano votare le donne e fare squadra tra di loro, perché non ha nessun senso, nel senso che la questione di genere non riguarda le donne per le donne, riguarda tutti, riguarda quindi in particolar modo anche gli uomini. Anche la questione rispetto al lavoro e al fatto che siano le donne, sembra che siano semplicemente le donne per il fatto che debbano diventare madri, per esempio, che debbano conciliare necessariamente lavoro e tutti gli altri impegni che hanno. La conciliazione invece riguarda la famiglia nel complesso, quindi si tratta ancora di cambiare prospettiva rispetto a questo. Quando parliamo di problema culturale, questo è quello che intendiamo. Bisognerebbe partire da una questione educativa che dia la possibilità e che incentivi in un'ottica di parità, a cominciare dalle scuole. Non una suddivisione di ruoli così specifica, ma la possibilità di considerarsi uguali e quindi con le stesse opportunità di fare cose simili, prendendosi tutti carico di obblighi che ora sembrano gravare solamente sulle donne in quanto donne. Certo, grazie. Allora, abbiamo un telespettatore in linea. Buonasera, da dove chiama? Il suo nome, per cortesia. Io mi chiamo Mirko, anzitutto buonasera a tutti. Buonasera a lei. Niente, io stavo guardando un attimo ovviamente il dibattito di questa sera e per quel che concerne le quote rosa, già solo parlare di quote rosa lo trovo avvilente, perché significa in un qualche modo discriminare, secondo me, quello che potrebbe essere il lavoro che possono fare le donne all'interno della politica, che secondo me, questo non è una sviolinata a nessuno, ma sarebbe migliore di quello che stanno facendo tanti altri uomini, indipendentemente da tutto, insomma. Questa come prima cosa. Come seconda cosa, visto che si sta parlando di legge elettorale, io un orientamento politico ce l'ho, perlomeno ce l'avevo, e forse dicendo quello che dico ora scoprirete anche qual è quello mio attuale. Però penso che sia una legge elettorale fatta ad hoc per eliminare un movimento di cittadini che è entrato in Parlamento con la possibilità di farci finalmente capire quello che realmente succede all'interno di questa cosiddetta casta. Guardo e vedo ogni giorno che tentano di fare il possibile per eliminarli, o per non ascoltarli, o per non assecondarli, o per metterli insomma in disparte, e mi riferisco all'M5S, che secondo me è l'unica realtà politica nella quale possiamo sperare. Un'altra cosa che vi voglio dire così vivamente, è anche un po' malincuore, è che io mi reputo un cittadino, come si può dire, diciamo molto avvantaggiato rispetto ad altri, perché forse avrò la fortuna a breve di andarmene da questo paese, ed è una cosa che secondo me molti giovani dovrebbero fare adesso per far capire effettivamente quanto crediamo in questa classe politica, nei dibattiti e nella gente che ancora si ostina a parlare di destra e sinistra, perché a volte mi meraviglio quando vedo vostri ospiti, anche ragazzi giovani, che dicono ma il PD, ma la sinistra, ma quando è palese e sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole, gli accordi che fanno, come la girano, come se la giocano, come se la giostrano, e i sorrisini o le varie cose che vedo anche adesso in televisione, magari quando inquadrate qualche ospite, non fanno altro che, diciamo, buttare benzina sul fuoco e farmi capire che effettivamente è così, che è un gioco creato per pochi, che continuano a giocare a discapito mio e di tanti altri giovani. Io parlo da 38enne, imprenditore, in questo momento con una pressione sulle spalle sia di crisi che di altre cose, che forse chi è come me e chi fa il mio lavoro e chi cerca di creare qualcosa di suo all'interno di questa scatola che chiamiamo Italia sa cosa vuol dire, insomma, sa i sacrifici e sa quello che realmente possiamo fare. Cioè, in questo esatto momento storico niente. Lo dico a malincuore, però grazie a Dio avrò la fortuna di emigrare, grazie a Dio avrò la fortuna di andare dove veramente quello che faccio e quello in cui credo verrà preso in considerazione. Se non siamo indiscreti, dov'è che è in partenza, per dove? Guardi, io penso come una gran parte ormai di ragazzi giovani italiani, la meta prossima sarà l'Australia, che è uno dei paesi, una delle nazioni che può dare a gente come noi la possibilità di esprimersi. È una nazione dove esiste ancora la meritocrazia, è una nazione dove esiste una classe politica seria che si dimette per $1000 di errori, di sbagli, chiamiamoli così. Non come qua, dove assolutamente è impossibile far dimettere qualcuno, dove assolutamente è impossibile entrare, e mi riferisco ancora al discorso di prima della legge elettorale, in un Parlamento che sembra blindato,
Per cui tutto Benissimo. qui. Grazie Mirko, grazie del suo Salve. intervento, buona serata. Marco Schiesaro, scuoti la testa. Scuoto la testa perché, dato un po' quello che ci ha detto il telespettatore, lo trovo, io sono avvilito forse più di lui perché, visto anche la fede che ha professato, se la soluzione per cambiare le cose è andarsene, davanti a me c'è solo silenzio. Cioè, voglio dire, un ragazzo di 38 anni che dice io sono del Movimento 5 Stelle, ci sono questi problemi, bim bum bang, e io faccio le valigie e vi saluto e voi andate a fondo, se è così che noi vogliamo cambiare l'Italia è meglio che lui emigri molto presto in Australia. Legge elettorale. Legge elettorale, allora è un porcellum a mio avviso, come considerano anche i popolari per l'Italia, porcellum bis per queste cose. La legge elettorale tutti sanno che è un meccanismo che traduce i voti in seggi. Allora noi abbiamo soglie di sbarramento che sono inopportune per un sistema politico e per come è appunto fatta l'Italia. Il fatto che non ci siano le preferenze è la misura, tanto quanto le quote rosa, dell'arretratezza culturale di questo paese. L'Italia è culturalmente arretrata perché si parla di quote rosa, ma non perché non ci sono, proprio perché se ne parla siamo arretrati. Perché abbiamo bisogno di dare delle quote rosa affrontando, quindi, anzi, semmai non affrontando il problema, perché se noi dobbiamo costringere delle donne a metterle in lista quando però non ci sono non perché siano incapaci, perché loro nel tessuto sociale non hanno la possibilità di scalare. Perché? Perché le donne nella nostra società si devono occupare della famiglia, della casa, del lavoro, degli anziani, della maternità. E dopo pretendiamo anche che facciano politica? E questa è la misura, per quello io di fatto condivido quello che dice la signora di Padova 2020, perché il problema non è barricarle all'interno di un contenitore, all'interno di dire voi dovete essere il 50%, ma dare la possibilità alle donne di scalare la società. È lì che vediamo se sono in grado. E dico a Jacopo Silva, che ha una lista dove ci sono donne bravissime, intelligenti, preparatissime, eccetera, dico che anche noi come popolari per Padova avremo il 50% di donne, e lui sa benissimo, come sa anche Mazzetto, perché so che anche loro stiano preparando. Esatto, nelle civiche. Voglio dire, a Padova c'è un sistema elettorale che contemplerà il fatto che bisogna scrivere un nome, un cognome di un maschio e un cognome di una femmina. E sarà lì che vedremo se veramente le quote valgono la pena di esistere o non valgono la pena di esistere. Quindi ripeto, stiamo attenti che parlare di quote rosa e la legge elettorale è l'emblema della retratezza culturale di questo paese. Grazie, dobbiamo andare in pubblicità, un minuto, e ritorniamo qua in studio per l'ultima parte della trasmissione. A tra poco.